Come l'ultimo video che ho pubblicato sul Monte Cogliens, sono tornato in questa zona. Sono appena partito dal Torazzi, cioè guardate, senza usare torce né niente, il Torazzi che è illuminato dalla luna piena qua su, e ancora che è coperta dalle nuvole, se no farebbe più luce. Stavolta però mi voglio fermare o al rifugio Marinelli o al Pic Chiadin, che è poco lì sopra. Per il momento sopra di me adesso c'è la luna, ci sono un po' di nuvole che coprono le vette. Non ho idea onestamente a che quota sarà il mare, perché non ho controllato né meteo né quant'altro, quindi vado e vedo cosa trovo. No, cioè scusate, anche se oggi non torno a casa con foto, riprese video decenti, questa rimarrà comunque l'esperienza, una delle più belle. Cioè, luna dietro, sbiadita dalle nuvole, e io dentro le nuvole adesso, che mi illumina giusto un po' il sentiero. E c'è un silenzio assoluto qua su. Una sensazione veramente bella, fa veramente rilassare. Mi si sono ghiacciati i capelli. Faccio vedere qua un video in retroscena su tutto ciò che ho messo nello zaino per vedermi l'alba oggi. Adesso, prima di bere il tè e mangiare qualcosa, faccio due foto e approfitto che il Marinelli è proprio nell'angolo di confine delle nuvole. Mi dirigo un poco più sopra, una ventina di metri sopra, e vediamo cosa viene fuori. Le nuvole qua vanno e vengono adesso nel Marinelli, quindi aspetto che si diradino per bene e che cali di quota il mare anche qua su. E dopo riprendo la sessione di foto. Intanto almeno un tè caldo, dai. Provo a salire verso il Pic Chiadin, almeno un po' di quota, perché qui al Marinelli adesso si è coperto, sono proprio al limitare delle nuvole. Vediamo se salendo 50 metri cambia qualcosa. E sono risbucato dalle nuvole per soli 50 metri, incredibile. Adesso vediamo se riesco ad arrivare almeno fino a metà del Pic Chiadin, perché senza ciaspole qua si sfonda di continuo.
iniziamo. Allora, come prima meta ero stato sul lago Volaia, che avevo aperto traccia lì, prima che facesse questa abbondante nevicata ne aveva fatta una e c'era più o meno 50 centimetri lì del lago e ho aperto traccia dal rifugio Torazzi. Quella è stata la prima. Dopo, un giorno dopo, ho fatto il Monte Morgenlight a Sauris di sopra e il giorno seguente volevo andarmi a vedere l'alba sul Punta Lucello, sopra Forni di Sotto, solo che la neve era veramente improponibile nel bosco. C'erano 3 centimetri di crosta e sotto tutta farina, quindi immaginate che rottura di balle aprire pista lì dentro. Sono arrivato fino a metà e dopo ho detto, boh, amen, torniamo a casa. Ma non sono andato a casa perché mi sono fermato al lago di Sauris a vedere l'alba da lì, giusto che ero di strada. E dopo sono andato in Palgrande lo stesso giorno, dopo il lago di Sauris. Sono andato su in Palgrande di sotto con un amico e lì è stato veramente però una figata perché la neve era bellissima. Era veramente stupendo andare con le ciaspole lì. Vedere la luna sorgere da dentro la casera, dentro, all'interno, e vederla proprio dalla finestra. È stato veramente bellissimo e c'era un silenzio assurdo. Quindi dopo queste 3-4 uscite ho detto, ma meritiamoci almeno una camminata con la pista battuta. Concludendo, non vi faccio vedere la discesa perché siamo nel nebbione, quindi non vedrete assolutamente niente. Mi vedrete solo correre. In caso, noi ci vediamo alla prossima uscita.